L'utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili comporta rischi importanti per i lavoratori. Per questo motivo, il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 richiede un percorso formativo specifico e vincolante per tutti gli addetti alla conduzione di tali macchine, con l'obiettivo di garantire standard elevati di sicurezza e prevenzione. Inoltre, viene specificato che la formazione deve seguire precisi percorsi, durate e modalità, includendo teoria e pratica. Il corso per addetti all'uso di piattaforme di lavoro mobili elevabili, senza e con stabilizzatori, organizzato da Vega Formazione, è conforme all'Accordo Stato-Regioni 2025 e comprende un modulo teorico-tecnico di 4 ore e un modulo pratico di 6 ore, per un totale di 10 ore. Nella parte teorica si analizzano le categorie di PLE, le componenti strutturali, i dispositivi di comando e sicurezza, i DPI specifici, le modalità di utilizzo in sicurezza e i rischi, nonché le procedure di salvataggio. Nella parte pratica, svolta presso il Safety Training Center di Vega Formazione, si effettuano i controlli preutilizzo e la pianificazione del percorso, si delimita l'area di azione con l'apposita segnaletica. Vengono simulate le movimentazioni e le manovre di emergenza. Infine, si affrontano la messa a riposo e la modalità di ricarica. I destinatari della formazione sono tutti gli addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili.